Comandante, un incontro qui con i ragazzi dell'Istituto Leonardo per ribadire determinati concetti di legalità, ma oggi si parla anche di bullismo e cyberbullismo. Ecco, in questo caso voi cos'è che fate? Una occasione preziosa di incontro con questi giovani del liceo Leonardo che ci fa veramente molto piacere, molto piacere. Giunge a conclusione di un percorso oramai durato un anno scolastico nel quale gli ufficiali del Comando Provinciale di Agrigento hanno incontrato quasi tutte le scuole della provincia. Sono stati tutti incontri molto interessanti che hanno suscitato l'attenzione e anche l'entusiasmo di questi ragazzi. I temi trattati sono vari, tutto rientra in un concetto di cultura della legalità, ma anche per far crescere un po' l'amicizia con l'Arma dei Carabinieri, perché loro ci devono vedere come dei punti di riferimento, come persone vicine, non come persone da cui si devono sentire separati da ostacoli o quant'altro. Per cui sono veramente felice di questo incontro nel quale tratteremo anche argomenti di dettaglio, bullismo, cyberbullismo, ma anche violenza di genere e tutt'altro, altri argomenti. Per cui sarà anche l'occasione per rinsaldare il nostro rapporto e sarà anche l'occasione per invitare questi giovani, come tutti i giovani della provincia di Agrigento, alla celebrazione della Festa dell'Arma che il 5 giugno avrà luogo nel tardo pomeriggio alla Valle dei Templi. Oggi noi concludiamo tutte le attività legate alla legalità e alla coscienza civile. Abbiamo l'onore e l'opportunità di incontrare il comandante colonnello Pellegrino dell'Arma dei Carabinieri e quindi per i ragazzi, oltre ad ascoltare i sani valori che devono contraddistinguere la loro vita, avranno l'opportunità di vedere una figura istituzionale che rappresenta nel territorio la legalità.